tacuta ma una violenza feroce che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A Belluno 6 giovani tra i 17 e i 20 anni identificati e denunciati dalla polizia per il brutale pestaggio ad un egiziano di 46 anni. Al culmine di una lite in un bar al Portello ha morso l'orecchio di un 53enne padovano, tanto da staccargli un pezzo di padiglione auricolare. Un 39enne brasiliano arrestato a Padova. Il furto che si trasforma in rapina, la colluttazione con i ladri. Parla il 62enne di Cassola, ferito alla testa con una lama. Ho rischiato la vita ma lo rifarei. Tragico incidente sulla colma di Malcesine, pilota di parapendio perde il controllo della vela e precipita da 20 metri sul Monte Baldo. Nulla da fare per il cittadino tedesco di 48 anni. L'attentato al giornalista di Enego, Adriano Cappellari, al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura Vicenza. Si indaga a tutto campo. Giovedì il parroco anticamorra sarà a Bassano. 2 infermieri vicentini in vacanza salvano un bimbo di 13 mesi. Il pronto intervento è avvenuto su un aereo diretto in Marocco. Fondamentale è la loro tempestività e preparazione. Non chiamateci eroi, dicono con modestia. Si addormenta sul bus di ritorno da scuola, salta la fermata e viene multato nonostante l'abbonamento mensile. Protagonista un ragazzo di 15 anni di Zero Branco. Polmonite acuta, Claudio Baglioni annulla per quest'anno il suo Grand Tour e rinvia tutto al 2027, compreso il concerto evento a San Marco, ma la fase acuta è passata. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, questi i titoli: in primo piano la cronaca, non una bravata ma una violenza feroce che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A Belluno 6 giovani tra i 17 e i 20 anni sono stati identificati e denunciati per il brutale pestaggio di un uomo egiziano di 46 anni avvenuto nel cuore della città. Il pestaggio brutale e scioccante, i fatti inequivocabili come le responsabilità penali attribuite al branco immortalato dalle telecamere di sorveglianza del centro città. 6 ragazzi fra i 17 e i 20 anni la notte del 22 marzo immotivatamente hanno aggredito e infierito selvaggiamente su un uomo di nazionalità egiziana di 46 anni residente a Belluno. Sono le 3 del mattino in Piazza dei Martiri. L'uomo si trova davanti alla tabaccheria Falcomer quando casualmente incontra un gruppo di giovani. Non si sa se nasce un diverbio. Fatto sta che la situazione precipita. Prima gli spintoni, poi l'aggressione. L'uomo tenta di allontanarsi, cerca di sfuggire al gruppo, ma viene raggiunto ancora. La fuga si trasforma in un inseguimento che termina in via Loreto. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, scatta il pestaggio più violento. Il 46enne finisce a terra e viene colpito ripetutamente con calci e pugni. Una scena agghiacciante che si interrompe soltanto quando un passante sente le urla di aiuto e interviene, mettendo in fuga gli aggressori. La chiamata al 113 e al 118 fa precipitare in via Loreto volante e sanitari del SUEM. Al pronto soccorso alla vittima vengono riscontrate lesioni al volto, alla testa e in varie parti del corpo. Le indagini della squadra mobile delle volanti si scontrano inizialmente con un muro di omertà che rischia di rallentare gli accertamenti, ma c'è un elemento decisivo. L'aggressione viene filmata da uno del gruppo e il video inizia a circolare su WhatsApp. Molti lo vedono, pochi reagiscono. Tra questi, provvidenzialmente, si distingue il comportamento di un giovane che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Grande collaborazione, e di questo mi pregio di dirlo per il bene della città, da parte di un altro ragazzo giovane, del padre, anche della polizia locale, ci ha dato una grossa mano. Abbiamo recuperato il video e la squadra mobile poi è riuscita a identificare tutti e 6, l'ultimo è tra l'altro proprio in questo weekend. I ragazzi, solo uno gravato da precedenti, sono tutti bellunesi e di famiglie normali. L'accusa per tutti è di lesioni aggravate in concorso. Nei prossimi giorni scatteranno anche i DASPO urbani disposti dal questore perché il fatto è gravissimo e non può essere minimizzato. In questo caso vado un po' oltre, dobbiamo anche dare dei segnali seri, credibili e anche duri in qualche occasione. Manca la consapevolezza assoluta del disvalore delle azioni o del fatto che ogni azione corrisponda, come la legge di Newton, a una reazione uguale e contraria. Ci troviamo di fronte a ragazzi che non capiscono che non si tratta più di una bravata, ma si tratta di fattispecie di reato. Le conseguenze sono le denunce poi nella procura dei minori e quella ordinaria,
e quindi cambia un po' il percorso anche della loro vita. Le indagini sono tuttora in corso, gli elementi a carico del branco di un certo spessore, le conseguenze per il 46enne lievi, ma è stata una casualità. In quel tipo di aggressione, cioè colpendolo mentre uno è a terra con calci e pugni, può essere un problema se si trova un cardiopatico o se involontariamente poi batte la testa e muore. Anche su questo non abbiamo trovato nei ragazzi una consapevolezza della gravità del fatto e delle conseguenze ancora più gravi che poteva avere. Ed ora parliamo di zone rosse che sono in vigore già in alcune città, da Vicenza a Padova. Treviso sta per scadere ma potrebbe essere riproposta. Noi dunque vi chiediamo nel nostro sondaggio, come di consueto, come ogni lunedì, dunque con la zona rossa vi sentite più sicuri? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora continuiamo con la cronaca. Ha morso l'orecchio di un 53enne tanto da staccargli un pezzo di padiglione auricolare. Il 39enne cittadino brasiliano è stato arrestato dalla polizia di Padova domenica mattina dopo una violenta lite in un bar in zona Portello. Dalla ricostruzione della polizia, il brasiliano vestito in abiti femminili è stato prima insultato dal 53enne, ne è nata una violenta colluttazione e tra i due tanto da far volare in aria i tavolini del locale. Il brasiliano ha quindi morso violentemente l'orecchio del padovano tanto da richiedere il ricovero in ospedale dell'uomo. Il 39enne è stato arrestato dagli agenti e portato in questura, è stato arrestato per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. E vista la flagranza di reato è stato accompagnato al carcere Due Palazzi a disposizione della Procura della Repubblica di Padova. Ed ora andiamo a Cassola per la violenta rapina in un'abitazione. Il proprietario affronta i ladri ma viene ferito alla testa. Lo abbiamo raggiunto nella sua abitazione. Vediamo. Sto anche abbastanza bene, penso che sia normalissimo per chiunque accada queste cose di avere dentro di me una paura di affrontare anche la mia abitazione adesso. È ancora tanto il senso di paura e angoscia che attanaglia Claudio Vettorazzo, l'imprenditore 62enne, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII, a 2 passi dal centro di Cassola. Vettorazzo era rientrato dal suo capannone di carpenteria metallica accanto alla casa dove vive, quando, dopo aver aperto le finestre delle camere, scendendo nell'interrato per gettare le immondizie, si è trovato davanti un individuo con il volto coperto da un passamontagna armato di cacciavite che l'ha minacciato. Il 62enne non ci ha pensato 2 volte, gli si è avventato contro per difendersi proprio quando è apparso il secondo soggetto e nella colluttazione ha rimediato 2 tagli profondi alla testa. Vedere delle persone che entrano in casa senza motivo, senza niente, trovartelo davanti, una situazione me lo so trovato io su un giroscale dove ero come in gabbia, l'ho affrontato subito senza pensare a cosa o come. Lei ha rischiato grosso, infatti. Lo so, mi sono reso conto quando la seconda mi ha detto ti uccido e là ho solo pensato di scappare. Lei è riuscito anche a togliere il passamontagna a uno di loro. Lo riconoscerebbe? No, fatica perché in quell'istante mi ha buttato a terra dopo. Una volta in strada, Vettorazzo sanguinante, si vedono ancora le macchie, ha gridato chiedendo aiuto, ha provato a fermare una Volvo grigia che stava passando senza rendersi conto che era proprio l'auto della banda guidata da un terzo complice. I rapinatori sono saliti e si sono diretti verso est. È emerso che nella stessa sera i malviventi avevano preso di mira altre abitazioni della zona. Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini, hanno già appurato che la targa della Volvo appartiene a un altro veicolo rubato in precedenza. E se si chiede a Claudio Vettorazzo se lo rifarebbe, lui risponde: non so se lo rifarei sì o no, penso di sì, però sai che metti a rischio la tua vita.
Ha perso la vita a seguito dei gravi traumi riportati nell'urto al suolo il pilota di parapendio precipitato oggi sulla colma di Malcesine, attivata attorno a mezzogiorno da testimoni che avevano assistito alla caduta. La centrale del 118 che ha inviato l'elicottero di Verona Emergenza sul posto, 200 metri sotto il decollo sul versante est. Dalle prime informazioni il 48enne tedesco ha perso il controllo della vela ed è finito a terra una ventina di metri di altezza. Sbarcati l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso si sono avvicinati all'uomo, che era assistito da altre persone, e hanno immediatamente capito la gravità della situazione, iniziando a mettere in atto tutte le manovre sanitarie. Purtroppo nulla sono valsi tentativi di tenerlo in vita e il medico ha potuto solamente constatarne il decesso. Oriago è sotto shock per la morte del fotografo Massimo Pangallo, il centauro cinquantenne residente alla Gazzera, che ieri sera ha perso la vita lungo la Triestina in sella alla sua moto. Max era di compagnia, ti faceva ridere sempre, sempre. C'è chi lascia dei fiori, chi un bigliettino. Oriago è sotto shock per la morte del fotografo Massimo Pangallo, il centauro cinquantenne residente alla Gazzera, che domenica sera ha perso la vita sul Montirone in sella alla sua moto, lungo la Triestina. A parlare l'ex cognata Valentina Quaggio, titolare del negozio di frutta e verdura, insieme alla sorella Elena, ex fidanzata di Massimo, che tra le lacrime lo ricorda come una persona speciale. Chiedete di lui qui intorno, ci dice con la voce rotta dal pianto, e sentirete quello che diranno. A Oriago, infatti, dove Massimo lavorava da oltre 20 anni, il suo studio 5 era un punto di riferimento grazie alla passione per la fotografia ereditata da papà Mario. Tutti lo ricordano per il suo sorriso e la sua disponibilità, in primis chi lavorava accanto a lui. Ci hai lasciato sgomenti, la tua perdita è importante e purtroppo faremo di tutto per ricordarti ogni giorno, se non altro per la gentilezza e la cortesia che ci hai sempre dimostrato. Era disponibile, sempre disponibile, un bravo ragazzo, se avevi bisogno di qualcosa, come ripeto, era sempre disponibile. Lo conoscevo da una vita, sia lui che suo papà, e mi dispiace tantissimo, ci è rimasto proprio, ci è rimasti questa mattina la notizia, ci è rimasti veramente male, ma veramente male. Ho portato un biglietto per la vicinanza, diciamo, al papà. È un dispiacere grande, grandissimo, perché è come fosse mio figlio. L'ho conosciuto da ragazzino, dall'epoca delle scuole medie. Non ci sono parole, perché la perdita di un figlio non ha eguali, assolutamente. E da mamma, puoi immaginare, mi immedesimo in loro e non so, non ho veramente parole per dire quanto grande possa essere il dolore e quello che è successo. Vicinanza alla famiglia anche dal sindaco di Mira, Marco Dori. A Oriago, chi non era passato da lui per una fototessera o per un albo dei ricordi, quindi veramente una sorpresa, una notizia che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, tantissime dimostrazioni d'affetto. Era veramente un ragazzo solare, molto amato, professionale. Pangallo stava rientrando da Jesolo in sella alla sua moto, altra grande passione oltre a quella della fotografia, quando, complice l'asfalto bagnato, ha perso il controllo e sbandando ha colpito un'auto. Il cinquantenne è stato sbalzato per molti metri dalla sella, un impatto talmente violento che quando i sanitari del SUEM sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Massimo viveva da solo alla Gazzera, la data dei funerali non è ancora stata fissata. Il cinquantenne fermato ieri per il tentato omicidio della compagna a Ceregnano nel Rodigino deve restare in carcere, è quanto ha chiesto la procura di Rovigo al GIP per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Nelle prossime ore il giudice dovrà decidere anche se procedere o meno con la convalida del fermo. Per l'uomo potrebbe anche configurarsi il delitto di tentato femminicidio, ma sarà prima necessario ascoltare i testimoni e la stessa vittima. La donna, 53 anni, si trova ancora in gravi condizioni in ospedale, colpita con 8 fendenti, di cui 2 particolarmente gravi all'addome. È stata sottoposta ad un intervento chirurgico, al momento non risulta in pericolo di vita. Il compagno è a sua volta ricoverato e piantonato dai carabinieri in ospedale per via di alcune ferite alla gola che si sarebbe autoinferto nel tentativo di compiere un gesto estremo.
Ed ora Teglio Veneto, la Teglio Veneto resta chiusa nel dolore il giorno successivo alla violenta esplosione della bombola di gas all'interno di un'abitazione che ha strappato la vita al 65enne Dario Vazzoler. Questo boato così forte. Teglio Veneto si è svegliata avvolta dal dolore e da tante domande ancora senza risposta, all'indomani della tragedia avvenuta domenica mattina in via Viola. Erano da poco passate le 9 quando un'esplosione violentissima ha scosso l'intero paese, un boato percepito a chilometri di distanza che ha segnato in pochi istanti il destino di un uomo. La vittima è Dario Vazzoler, 65enne, ex dipendente bancario. L'uomo è stato scaraventato fuori dall'abitazione per una ventina di metri, mentre l'edificio è stato sventrato. Le immagini raccolte dalla nostra troupe raccontano una casa spezzata, divisa a metà, muri collassati, stanze esposte, oggetti personali proiettati all'esterno. Tra le macerie si distinguono mattoni, pannelli isolati, mobili distrutti e oggetti quotidiani, comprese alcune scarpe finite tra i detriti. Stavo andando a messa e ho sentito questo boato, però pensavo che fosse qualcosa, perché siccome sopra casa mia passano sempre gli aerei, quelli americani eccetera, e per cui pensavo che fosse qualcosa del genere, non sapevo che fosse stato questa disgrazia, diciamo, questo boato così forte per distruggere una casa e soprattutto la perdita di lui in pratica. In base ai primi accertamenti, ancora in fase di verifica, l'origine dell'esplosione potrebbe essere legata a una scintilla generata dall'interruttore della porta del garage, che avrebbe innescato l'esplosione di una bombola di gas presente all'interno. Il 65enne si trovava proprio nelle immediate vicinanze del punto in cui si è verificato lo scoppio. Le conseguenze sono state purtroppo fatali. A chiedere aiuto è stata la moglie che al momento dell'esplosione si trovava al piano superiore ed era presente anche il giorno seguente sul posto insieme ai 2 figli, impegnata a recuperare alcuni detriti ancora sparsi all'esterno dell'abitazione. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri della compagnia di Portogruaro, che stanno conducendo tutti gli accertamenti. L'ipotesi principale al momento resta quella di un incidente domestico, una tragedia improvvisa che lascia una casa distrutta, una famiglia spezzata e un'intera comunità ancora sotto shock. L'attentato al giornalista di Enego Adriano Cappellari è stato al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura a Vicenza. Si indaga a tutto campo a partire dalle minacce che hanno riguardato anche Don Maurizio Patriciello, noto parroco anti-camorra, che giovedì sarà a Bassano. Sull'attentato intimidatorio avvenuto nella tarda serata di sabato ai danni del giornalista Adriano Cappellari all'esterno della sua abitazione di Enego continuano le indagini dei carabinieri. Gli uomini dell'Arma stanno acquisendo altre immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità di chi ha piazzato l'ordigno poco dopo il rientro del giovane a casa, lasciando anche una lettera minatoria. Cappellari già tra novembre e dicembre aveva ricevuto minacce con l'intimazione a non scrivere più articoli riguardanti Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, noto per il suo impegno civile nella Terra dei Fuochi. I due si erano incontrati proprio ad Enego nell'estate 2024 in occasione di un convegno sulle mafie e poi nella parrocchia del sacerdote alcune settimane fa. Quanto accaduto nella località dell'Altopiano ha destato preoccupazione anche in Campania, dove il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha riunito oggi un comitato provinciale straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica. A Cappellari continuano ad arrivare messaggi di solidarietà, ultimi quelli della CISL Veneto e della FNSI, principale sindacato dei giornalisti italiani, che ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile in caso di procedimento giudiziario. Proprio da Don Patriciello intanto è arrivata una conferma importante, ovvero la sua presenza giovedì pomeriggio a Bassano al forum di Giovani in Festa. L'incontro, già fissato da tempo, si terrà alle 18:30 agli impianti sportivi di Santa Croce. Lo stesso sacerdote lo scorso febbraio aveva ricevuto una lettera minatoria con minacce di morte per lui, per la premier Giorgia Meloni e anche per Adriano Cappellari. A Bassano sono già in preparazione i dispositivi di sicurezza che normalmente accompagnano Patriciello, ma quanto accaduto ad Enego potrebbe far alzare ancora di più il livello dei controlli. Un'ondata di maltempo ha colpito con forza il Pordenonese nelle ultime ore tra grandinate di grosse dimensioni, vento e pioggia intensa.
Grandine come albicocche, raffiche di vento e forti temporali. Sono questi i fenomeni che nelle scorse ore hanno interessato in maniera diffusa il territorio pordenonese, dove il maltempo è tornato a colpire con particolare intensità. In pochi minuti il paesaggio si è trasformato con strade e vie del centro ricoperte di bianco come fosse neve. Le precipitazioni più intense si sono concentrate soprattutto nel capoluogo, dove si sono registrate forti grandinate accompagnate da vento. Segnalata anche la caduta di alcuni alberi, mentre proprio in queste ore prosegue la conta dei danni. Particolarmente colpita la zona di Borgomeduna, Pordenone, dove rovesci e grandinate si sono registrati con maggiore intensità. Una grandinata violenta che ha lasciato segni evidenti nel giro di pochi minuti. Numerose le segnalazioni arrivate anche dai telespettatori con criticità diffuse in diverse aree del territorio. Situazioni di forte disagio a Cordenons, Fiume Veneto, Arba, Cimpello di Fiume Veneto, Praturlone, Bruniere e Zoppola, dove si segnalano anche strade allagate. Disagi segnalati anche a San Giorgio della Richinvelda, Sesto Arreghena, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone. Segnalazioni inoltre anche a Porcie, la zona dell'Interporto di Pordenone. Secondo quanto riferito inoltre da alcuni telespettatori, in diversi casi i chicchi di grandine avrebbero raggiunto dimensioni simili a quelle di un'albicocca, accompagnati da pioggia intensa e raffiche di vento che hanno reso particolarmente critici gli spostamenti. Non si escludono conseguenze anche per il comparto agricolo, con danni che potranno essere quantificati soltanto nelle prossime ore dopo le verifiche sul campo. Diverse anche le segnalazioni di allagamenti lungo le strade in alcuni edifici. Nel frattempo la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla valida dalle 18 di martedì 2 giugno fino alle 12 di mercoledì 3 giugno su tutto il Friuli Venezia Giulia. L'avviso riguarda la possibilità di nuovi rovesci temporali, anche di forte intensità, nelle prossime ore. E come avete sentito, dal pomeriggio di domani, martedì 2 giugno, sul territorio regionale si verificherà un aumento delle condizioni di instabilità con probabili rovesci temporali fino al pomeriggio di mercoledì 3 in tutto il Veneto. Saranno possibili locali fenomeni intensi e quantitativi localmente consistenti. Dal mercoledì pomeriggio il tempo sarà maggiormente stabile. Alla luce di queste previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità gialla. Continuiamo con la cronaca. 2 infermieri vicentini in vacanza salvano un bambino di 13 mesi. Il pronto intervento è avvenuto in un aereo diretto in Marocco. Stavamo andando a fare 3 giorni di ferie io e mio marito in Marocco, e nel volo di andata, verso la fine del volo, per fortuna hanno chiamato un'emergenza tramite i citofoni dell'aereo. Ci siamo avvicinati, ci siamo accorti che l'urgenza riguardava un bambino di 13 mesi, era ipotonico, cianotico, privo di segni vitali. Abbiamo iniziato subito le manovre rianimatorie all'interno dell'aereo. Chiaramente dopo 2 cicli, per fortuna, il bimbo ha ripreso i segni vitali ed è andato tutto a buon fine. Ecco. Per una manciata di giorni speravano di staccare dal loro lavoro di infermieri al pronto soccorso 118 dell'ospedale di Arzignano, ed invece l'imponderabile ha richiamato la coppia all'ordine. Un intervento concitato il loro con il defibrillatore in dotazione all'aeromobile incompleto ed eseguito nella fase di atterraggio all'aeroporto di Marrakech. Lì c'è stato un grande problema, che è stata la barriera linguistica. I bambini comunque erano stranieri, c'era un ragazzo che faceva da mediatore linguistico tra il marocchino e l'italiano. La mamma era totalmente agitata, una situazione che mi è già capitata in passato, la capisco. Quando ha visto che il bambino riprendeva i segni vitali ha tirato un sospiro di sollievo come io e lei, e si è calmata. Alla fine l'ho affidato all'ambulanza, insomma ai sanitari del posto, che era comunque lucido, orientato, vigoroso, e ci ha ringraziato tantissimo, è stato emozionante. Solo dopo per la coppia è iniziata la meritatissima vacanza, solo perché non si era in ospedale. Per loro non è bastato smettere di essere soccorritori e per questo rifiutano l'appellativo di eroi. Diciamo eroi, abbiamo fatto il nostro lavoro con il cuore in mano, è stato proprio un istinto primordiale quello di andare in soccorso di qualcuno, e ancora di più essendo un bimbo. Assolutamente no, io non mi definisco un eroe, io, come diceva comunque Ilaria, abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro. Io darò sempre tutto e ho dato tutto per il cittadino, per qualunque persona avrà bisogno di aiuto. Io sono un infermiere sia quando timbro il cartellino sia quando sono di riposo, per cui non mi definisco un eroe, io ho fatto solo quello che mi ha detto il mio istinto di fare.
Ed ora andiamo nel Trevigiano, si addormenta sul bus di ritorno da scuola, salta la fermata e viene multato nonostante l'abbonamento mensile, protagonista un ragazzo di 15 anni di Zerobranco. Doveva semplicemente tornare a casa dopo la scuola, ma un colpo di sonno gli è costato una multa da 58 euro. È accaduto a un ragazzo di 15 anni di Zerobranco che viaggiava sulla linea Treviso-Padova con un regolare abbonamento mensile. Addormentandosi durante il tragitto ha superato la fermata prevista. Al controllo ha subito spiegato l'accaduto, mostrando il proprio abbonamento, ma il titolo di viaggio non copriva il tratto successivo e il controllore ha elevato la sanzione. L'abbonamento non copriva la tratta fino a Scorzè. Una situazione per fortuna che non capita tutti i giorni, ma che certamente ci aiuta o ci dovrebbe aiutare a riflettere. Classico esempio come a volte anche il buon senso dovrebbe prevalere su quelle che sono certe regole che potrebbero rivelarsi anche assurde. Il giovane è quindi sceso alla prima fermata utile e ha chiamato la madre per rientrare a casa, una vicenda che ha fatto intervenire l'Adico, secondo cui sarebbe stato sufficiente richiedere il pagamento della differenza del biglietto senza ricorrere alla multa. L'associazione ora chiede l'annullamento del verbale, sostenendo che la buona fede del ragazzo fosse evidente. Speriamo che adesso, tramite il lavoro del nostro ufficio legale, la multa venga annullata. Certamente ci auguriamo che in un prossimo futuro queste situazioni non si possano più ripetere e ricordiamo che in questo caso il ragazzo è in regola con l'abbonamento perché poi, svegliato dai controllori, si sono resi conto che un quindicenne non è certo un delinquente o un farabutto che vuole fare il furbo. Il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. In Veneto il tour avrebbe dovuto toccare anche Este e Marostica. L'annullamento di tutte le date è stata definita da Baglioni una decisione dolorosa e difficile. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.